Eroico e tormentato nella vita, Piotr Ilyich Tchaikovsky si erge all'apice della musica romantica russa. Piotr Ilyich Tchaikovsky, nato il 7 maggio 1840 a Votkinsk, in Russia, è indiscutibilmente uno dei più grandi compositori dell'epoca romantica. Le sue 6 sinfonie e le sue 4 suite orchestrali sono belle e realizzate magistralmente, davvero diverse da qualsiasi altra cosa. Lo stesso si può dire dei suoi balletti. Lo Schiaccianoci, Il lago dei cigni e La bella addormentata nel bosco oggi continuano a essere immensamente popolari fra le compagnie di balletto e il pubblico. Il suo primo concerto per pianoforte, ne scrisse 3, e il concerto per violino solista sono certamente fra le composizioni più grandi, più emozionanti e più romantiche del XIX secolo. Fu anche un grande compositore di opere. Il suo Eugenio Onegin, basato su un racconto di Alexander Pushkin, è probabilmente la più grande opera russa mai scritta, anche se il Boris Godunov di Mussorgsky non fu da meno. E poi non trascuriamo la Dama di Picche, che in inglese si titola The Queen of Spades, ovvero la Regina di Spade, che sarà rappresentata al Metropolitan Opera, con i suoi temi intrecciati del gioco d'azzardo e del soprannaturale è diversa da qualsiasi altra opera mai scritta. Allora, chi era questo compositore assolutamente straordinario? Sappiamo molto su di lui, eppure rimane enigmatico. Tchaikovsky e suo fratello Modest, che collaborò con lui in La Regina di Picche, Iolanta e altre opere, affrontarono entrambi molte lotte personali collegate alla loro omosessualità, che si sentirono costretti a nascondere a causa delle norme sociali del tempo. Si potrebbe obiettare che non dovremmo preoccuparci dell'omosessualità di Tchaikovsky concentrandoci solo sulla straordinaria musica. Eppure, la sua vita è stata così influenzata dai pregiudizi della società contro le persone gay dell'epoca che difficilmente possiamo considerare la sua vita o la sua musica senza considerare il suo orientamento sessuale. Tchaikovsky iniziò a studiare pianoforte all'età di 5 anni. Su insistenza dei suoi genitori, studiò legge alla Scuola Imperiale di Giurisprudenza di San Pietroburgo. Ma la passione per la musica lo portò a iscriversi al Conservatorio di San Pietroburgo, dove studiò con Anton Rubinstein. Non sarebbe esagerato osservare che il suo talento è esploso nel conservatorio e di lì in tutto il mondo musicale. Nel corso della sua carriera, Tchaikovsky compose una vasta gamma di opere, tra cui sinfonie, opere, balletti, musiche da camera e concerti. Mentre traeva spesso ispirazione dalla musica e dalla letteratura popolare russa, elevava le sue composizioni a un livello di sofisticazione che rivaleggiava con le opere dei più grandi compositori europei non russi, tra cui Brahms, Dvorak e Grieg. La vita personale di Tchaikovsky fu segnata da periodi di depressione e apprensione. Per nascondere la sua omosessualità, sposò una delle sue allievi, Antonina Miliukova, nel 1877. Lei aveva 9 anni meno di lui e il matrimonio finì rapidamente con la separazione, anche se non divorziarono mai. Dopo aver subito un collasso nervoso, Tchaikovsky si recò in Svizzera per un certo periodo per riprendersi. Gli storici hanno generalmente trascurato la questione di quanto gravemente Antonina debba aver sofferto a causa di questo matrimonio disastroso. Nonostante le sue lotte personali, Tchaikovsky continuò a comporre in modo prolifico e ottenne un grande successo sia in Russia che a livello internazionale.
La sua sfortunata moglie non fu l'unica donna nella vita di Tchaikovsky. Scambiò anche più di 1200 lettere con una donna più anziana, Nadezhda von Metzg, una ricca vedova e mecenate che lo sostenne finanziariamente ed emotivamente per 14 anni. Nonostante la loro stretta relazione, non si incontrarono mai di persona, perché von Metzg insisteva nel mantenere la loro relazione rigorosamente attraverso le lettere. Il sostegno di von Metzg permise a Tchaikovsky di concentrarsi sulle sue composizioni senza preoccupazioni finanziarie. Tchaikovsky morì il 6 novembre 1893 a San Pietroburgo. Mentre la sua morte è generalmente attribuita al colera, alcuni hanno ipotizzato che potrebbe essersi tolto la vita. Sono centinaia le opere di Tchaikovsky. C'è così tanto da esplorare, ma vorrei offrirvi il seguente assaggio di quelle che sono probabilmente le sue opere più importanti. Iniziamo dalle sinfonie. Sinfonia Manfred. Sinfonia numero 1 in sol minore Sogni d'inverno. Piccola Russia, Sinfonia numero 2 in Do minore, opera 17. Polacca, Sinfonia numero 3 in Re maggiore, opera 29. Sinfonia numero 4 in Fa minore. Sinfonia numero 5 in Mi minore, opera 64. Sinfonia numero 6 in Si minore, opera 74, Pathétique. Suite orchestrali. Suite numero 2 in Do maggiore, opera 53, Suite caractéristique. Suite numero 4 in Sol maggiore, opera 61, mozartiana. Altre opere orchestrali. Ouverture 1812. Capriccio italiano. Romeo e Giulietta, Ouverture fantastica. Concerti. Concerto in Re maggiore per violino e orchestra, opera 35. Concerto numero 1 in Si bemoll minore, opera 23, per pianoforte e orchestra. Balletti. Il lago dei cigni. La bella addormentata nel bosco. Lo schiaccianoci. Opere. Eugenio Onegin. La dama di picche. Iolanta.
musica da camera. Quartetto d'archi numero 1, opera 11 in re maggiore. Tornate presto per continuare a parlare della musica e della sua storia e anche dei suoi grandi protagonisti. A presto, ciao a tutti!